Oggi ho preparato una ricetta tipica della tradizione siciliana ed ecco qui i famosi biscotti all'anice o anicini siciliani in due versioni, questa molto morbida e spugnosa perché nonna Carmela li preferisce così, l'altra versione invece più croccante perché i biscotti vengono infornati nuovamente e diventano perfetti da inzuppare in latte, caffè o liquori. Scrivete nei commenti quale versione preferite e poi facciamoli insieme, vi faccio vedere tutti i passaggi. Per ottenere dei perfetti biscotti all'anice è importante questa prima fase, cioè montare molto bene le uova con lo zucchero. Se abbiamo uova a temperatura ambiente possiamo procedere subito, magari come facciamo per un normale pan di Spagna. Se invece le tirate fuori dal frigo, vi faccio vedere adesso un trucchetto molto utile. Per qualche minuto monto le uova insieme allo zucchero a bagnomaria. Mi interessa che le uova arrivino ad una temperatura di circa 55 gradi o che comunque non superino i 60 gradi. Ho raggiunto una temperatura di 55 gradi, quindi sposto la mia ciotola e continuo a lavorare molto bene con le fruste elettriche. Mi raccomando, non abbiate fretta. Il composto che ottenete, vedete, deve fare delle bollicine, ma soprattutto deve scrivere e deve resistere qualche secondo sulla superficie prima di affondare. Uova perfettamente montate, 15 minuti di lavoro con le fruste elettriche, ma ne varrà la pena. Adesso sarà tutto molto più veloce, andiamo ad incorporare il liquore all'anice, 30 grammi, e adesso incorporo 200 g di farina 00, va sempre setacciata, e la incorporo con movimenti delicati dal basso verso l'alto perché le uova non vanno smontate. E adesso non resta che incorporare il lievito per dolci, mezza bustina, quindi 8 grammi, e i semi di anice, 2 cucchiai. Utilizziamo la leccarda del forno foderata con carta da forno. Possiamo scegliere di dividere l'impasto in due porzioni in modo da formare due filoncini oppure di sistemarlo al centro della teglia per ottenere un unico grande biscotto che poi ovviamente andrà tagliato in porzioni più piccole. Diciamo che l'impasto si allarga e si aggiusta un po' da solo, però andiamo a sistemare un pochino i bordi così da ottenere una forma regolare. Mettiamo in forno. Modalità statica a 180 gradi. 20 minuti di cottura per il nostro impasto che adesso ha un bel colore dorato. Lo lascio intiepidire giusto qualche minuto, poi lo tolgo dalla carta forno e lo andremo a tagliare. Pratico un taglio a metà nel senso della lunghezza. Si vede già la morbidezza. Solo per una questione estetica rifiliamo i bordi, tagliamo delle strisce tutte uguali, larghe circa 2,5 cm. Troppo buoni, ancora tiepidi e così morbidi. Avete visto quanto sono spugnosi? Allora ci sono due modi di mangiare i biscotti all'anice siciliani, o così con una sola infornata, quindi molto morbidi, oppure molto più di frequente nei panifici li troviamo un pochino più croccanti perché si va a dare una seconda infornata. Facciamo una cosa, nonna Carmela li preferisce morbidi, quindi una parte li lascerò morbidi, un'altra parte invece vi mostro come infornarli e a che temperatura. Per la seconda infornata sistemiamo i biscotti nuovamente in una teglia con la parte tagliata rivolta verso l'alto. Questa volta il forno deve avere una temperatura più bassa di 150 gradi. Li lasciamo così per 10 minuti. Trascorsi i primi 10 minuti andiamo a girare dall'altro lato, sempre quindi con la parte tagliata rivolta verso l'alto. E di nuovo in forno per gli ultimi 10 minuti. Ecco terminata anche la seconda cottura.
Adesso abbiamo davvero dei biscotti all'anice perfetti. Vedete come dentro sono rimasti comunque molto morbidi, ma all'esterno la parte tagliata si è asciugata quanto basta per essere croccante, perfetta per assorbire del latte, del caffè oppure il nostro liquore preferito, così da deliziarci in qualsiasi momento della giornata.